Vedi? Tutto perché mi mancavano quella volta quei 45-50 mila euro in più per prendere il Mazeo 260 che mi piaceva tantissimo. Vedi? Quello era il camper con la disposizione dei miei sogni. Non so quanto sarebbe durato, però... Vedi? Lì in fondo c'è anche Andrea ed è strana sta roba perché mi sto rendendo conto che ogni volta che io sono in un posto c'ero stato circa 2 o 3 mesi prima e fatta caso saranno i video che usciranno, tipo adesso, cioè per capirci un attimo sto trip mentale, fra 3-4 giorni uscirà il video dove ho trovato Andrea Spinelli a Maniago, ok? In realtà a Maniago c'ero fino ad oggi, cioè hai capito? Ma quella volta del video era stata 3 mesi fa. Sì, lo so, è una cosa senza senso e senza alcun interesse, ma se te ti abitui a vivere anche di cose senza senso, no? Crei un attimo quell'equilibrio, un po' come quando apprezzi il cibo quando hai fame, no? E così apprezzi le cose interessanti quando ci sono anche le cose senza senso in mezzo, altrimenti ti inflazionano il canale. Piccolo aggiornamento, non tanto che sto facendo le pulizie di primavera a fine luglio, ma che niente, magari non ti interessa, però i primi di agosto mi operano le tonsille. Forse è quello il motivo che da 2 anni io sono sempre pieno di batteri, perché erano state incise, quindi sai, dentro a quel taglietto c'era dentro il mangiare, c'era dentro di tutto, e quindi viene sul disastro. In ogni caso tieni sempre pulito il posto dove abiti. Dà soddisfazione aver passato una giornata intera a pulire e vedere che per quanto tu tieni pulito trovi sempre sporcizia poi quando passi e asciughi, cioè della serie quando strizzi la spugna che vedi che viene giù il nero dici cacchio, forse tanto pulito non era. Oh, panorama dietro. Boia, mi sono già dimenticato la nuova regola che mi sono appena inventato, ossia di non entrare in bagno con le scarpe. Vabbè, vista davanti, il parcheggio davanti all'ospedale, perché da una parte sì è vero, purtroppo dobbiamo dire che con il camper si hanno tantissime difficoltà a parcheggiare, ma dall'altra col camper, con la vita che faccio io autogestita come tempi e con il camper, è vero, come dico sempre, che quando ho degli impegni, la mattina più che altro, io mi parcheggio già fuori alla notte, quindi se devo andare da clienti o cose del genere, tipo adesso devo andarmi a fare le visite per poi operarmi alle tonsille, dove diamine trovi il parcheggio in una Portogruaro con un camper di 7 metri e passa per col portabici con la bici? E pertanto sì, se arrivi di sera trovi tutto libero. Occhio, devi vedere una roba. Cazzo, il Sigma dietro, non ha neanche zoom. Guarda che bella. Quei piccolini. Che figata. Vediamo quanto riesco a avvicinarmi, ma ripeto, ho Sigma 16. Già lui allontana e non ho zoom. Ma una scevuttata. E siamo, ragazzi, siamo a 3 metri. Niente. Ogni volta sbaglio obiettivo. Vedi la madre lì in acqua che sta chiamando il piccolo, gli sta dicendo: ehi tu, piccolo stanco della vita, raggiungici. Niente. Ucciuccio che arriva anche i cigni. Ucciuccio. È movimento qua stasera, eh? Ci dica. Se mi ricorda il vecchio, no, di Maniago che ti viene apposta addosso per dirti parole, vedi? Io gli dico borrada insieme mio, stenta il tuo. Cigno nutria? Ah, ok. Ah, la fa scappare. Ma pensa a te. Cigno e nutrie non vanno d'accordo. Guarda te quante cose si imparano. Dopodiché non è un canale culturale. Cioè non solo ti faccio vedere i culi, ma anche le cose culturali. Vedi la ragazza col gatto a passeggio. Il cane e il gatto, guarda. No, la maglietta con i crocchi di Star Trappen, bellissima, a me piace Star Trappen. Ti consiglio la gelateria Gran Gelato qua dietro di Portogruaro. Gelato molto buono, ma soprattutto la tipa è tanto ciccia, ma tanto. Il tipo invece è un po' magari un po' più burbero, probabilmente perché stai là a guardargli la ciccia, dopo lui gli dà fastidio.
Eccolo. Vai sigari! Quindi alle 8:15 Torino laringoiatria. Che bello, adesso più che un canale di filosofia, informatica, campers diventa un canale, no, di visite mediche eccetera. Comunque no, a parte scherzi, i due ottorini là che ho sentito hanno detto che è normale, che ho avuto tutti questi problemi, queste malattie eccetera. Ha detto che una volta tolte le tonsille non ne avrà più, perché sono quelle che erano incise in un modo che ci andava dentro il mangiare, cazzi vari, come facciano tiravano su un casino di batteri. Comunque ecco, mi si è staccato in corsa il terzicristallo. Adesso sto andando da un ricambista qua a Portoguardo. Cioè bello, questo significa ottimizzare i tempi e le giornate, no? Perché domani pomeriggio devo riessere di nuovo a fare la visita con l'anestetista, no? Qua, sempre qua in ospedale. E allora ho detto vado a trovare gli amici singani che sono più o meno da queste zone e dopo ridormo fuori dall'ospedale. Ho dormito stanotte e approfitto adesso che ho sto momento vuoto di andare in cerca del pezzo del terzicristallo. Io adesso ti volevo dire una cosa. Allora, premetto che non funziona con tutti, ma con me e altri funziona, ma funziona veramente. Allora, vuoi che il tuo camper corra di più, ok? Cioè, a parte, vabbè, mettergli €1 di benzina ogni 20 di gasolio, ma non è quello. Tira avanti il sedile di 5 centimetri e poi raccontami. Oh, piccolo aneddoto, non vorrei portare sfiga, ma ti ricordi che da tanti anni ti dicevo, ma guarda, io ho preso il camper anche per prevenire eventuali, per carità generalizzavo all'epoca, eventuali guerre, carestie, crisi, cataclismi naturali, perché sentivo che c'era qualcosa che doveva arrivare, hai capito, per come stava andando il mondo. E sì, non c'è niente da ridere, però hai visto, tempismo perfetto, così ho potuto farmi le ossa con Scarosso, capire cosa mi serviva, di cosa avevo bisogno e poi passare alla mia habitation. Mamma mia, sarà 40 gradi, siamo a luglio, verso fine luglio, in centro a Portoguardo, puoi immaginare. Oh, se non avessi il pulmino, cioè mi ricordo quando facevo ste sfacchinate, ste robe con Scarosso, da svenire dal caldo, da fermarsi certe volte, da fermarsi all'ombra e far passare le ore calde, mentre qua col clima è una pacchia unica. Pensa che addirittura non l'ho mai spostato a più sopra di 1, cioè lui a 1, è vero che era stato rigenerato, quindi è come fosse nuovo, però accidenti. Ciao gatto, mi vanti o posso toccarti? Ok, no, perché ci sono certi gatti, ti fa finta di essere buoni e dopo tacchi te stacca un braccio. Invece sto gatto qua, no, e si fa caressare. Ciao Besce! Ragazzi, dategli soddisfazione che gli ha fatto il soffitto nuovo, è tutto nuovo. Dico, guarda che bel soffitto, anche lei fa fine, dico, guarda che gli ha tirato fuori il traviano ieri che altra volta, guarda che bei travi tirai fuori, guarda che bel lavoretto, come si dicono gli altri, fat puito.